L'Inter fa sul serio per Christian Eriksen ed ha presentato la sua offerta al Tottenham. Secondo il tabloide inglese Mirror, Suning avrebbe messo sul piatto 23,7 milioni di euro per avere subito il centrocampista danese in scadenza a giugno. Proposta che potrebbe tentare gli Spurs, che eviterebbero di perdere il giocatore a parametro zero e andrebbero così all'assalto di Thomas Lemar, 24enne francese che all'Atletico Madrid non si è mai ripetuto ai livelli del Monaco e per il quale gli inglesi vorrebbero proporre un prestito oneroso da 6 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 60 milioni. Il difensore Aleksandr Kolarov ha rinnovato il proprio contratto con la Roma. Ad annunciarlo è stato il calciatore stesso durante un'iniziativa social del club capitolino, che dava la possibilità ai tifosi di fare domande al calciatore. Sono molto contento di continuare in giallorosso, posso ancora migliorare e per me questo è un nuovo punto di partenza. Con l'età impari ad ascoltare quello che vuole il mister, che vede il calcio in maniera diversa rispetto a noi giocatori. Fonseca è molto bravo a spiegare e io ho voglia di ascoltarlo. Consapevole che terminerò la carriera tra un paio d'anni, cerco sempre di migliorare in ogni aspetto, ha affermato Kolarov. Il terzino, il cui contratto con il club giallorosso scadeva a giugno, ha prolungato la sua permanenza nella città eterna fino al 2021. Pilastro della difesa nerazzurra, Milan Skriniar è uno degli insostituibili del tecnico Antonio Conte. Il difensore slovacco dell'Inter però, come riporta il media britannico Mirror, sarebbe finito nel mirino del Manchester City. Il tecnico Pep Guardiola sembra intenzionato a rinforzare nel calciomercato invernale il reparto difensivo e Skriniar sarebbe il principale obiettivo del club inglese. Secondo il media, il Manchester City avrebbe deciso di stanziare un'importante somma di denaro. L'Inter, attualmente prima in classifica insieme alla Juventus, difficilmente si priverà del suo pilastro difensivo a gennaio, ma in caso di una mega offerta bisognerà vedere se i dirigenti nerazzurri riusciranno a resistere. Max Verstappen e Red Bull insieme fino al 2023. Il pilota ha annunciato il rinnovo di contratto con la scuderia austriaca sul social network, spiegando: "Sono davvero felice di aver esteso la mia collaborazione con la Aston Martin Red Bull Racing, che ha creduto in me e mi ha dato l'opportunità di iniziare in Formula 1 e di questo sarò sempre molto grato." A influire sulla decisione del pilota olandese i buoni risultati ottenuti quest'anno con la Power Unit Honda, grazie alla quale ha vinto 3 gare, chiudendo il mondiale in terza posizione. Ora l'obiettivo è lottare per il titolo iridato.